dico, mi dispiace. L'unica cosa che ti dico, mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Non hai niente da dire. Mi dispiace. Non si dà pace Idris, il papà del piccolo Anas. Lunedì pomeriggio la vita della sua famiglia è cambiata. Si è spento il sorriso del suo bambino più piccolo, 3 mesi di vita e di sorrisi, quei sorrisi che lasciano spazio alle lacrime, le sue di padre e di marito, quelle di Fatima, madre, moglie, compagna di vita, quelle di un'intera comunità che si stringe attorno a loro. L'associazione marocchina di Padova ha da subito attivato ogni sua energia. Le donne fanno compagnia a Fatima, la vanno a trovare, raccolgono i suoi lamenti e pensano al sostentamento della famiglia portando del cibo. Gli uomini della comunità cercano di essere accanto a Idris e stanno organizzando una cena di condoglianze che dovrebbe tenersi nell'ex scuola di Mortise. La salma di Anas non è ancora stata restituita alla famiglia, ma è possibile che il funerale abbia 2 momenti, un saluto in Italia e l'altro in Marocco, dove lo attendono i nonni. Nel frattempo continuano le indagini della magistratura che hanno affidato ad un esperto la ricostruzione dell'investimento. L'automobilista che lunedì ha ucciso Anas è stato indagato con l'accusa di omicidio colposo. 45 anni, anche lui di nazionalità marocchina, è stato lui a prestare i primi, purtroppo inutili, soccorsi al neonato.